Buonasera e benvenuti all'edizione del notiziario di Prealpino.it di oggi, lunedì 5 settembre. Non capiamo cosa possa essere successo, ma vogliamo saperlo. Tutto il paese ci è vicino. Sono le parole del papà di Karim, il ragazzo di 14 anni di Bisuschio, morto ieri a Blenio in Svizzera durante una passeggiata. Il servizio di Elisa Polveroni con le immagini di agenzia Blitz. Vi hanno avvisato i carabinieri che era successa Sì, ieri mi hanno questa avvisato tragedia. i carabinieri di Arcisati, poi siamo andati io e i due miei paesani in Svizzera, al commissariato della Svizzera, e poi mi hanno spiegato le cose tutte. Karim aveva fatto le medie e stava Sì. per iscriversi alle superiori? Sì, ma fa il parrucchiere, studia, Ah. secondo anno. Quindi già, lavorava, era Sì, predisposto, andava diceva anche che amava il computer, andava anche alla palestra di Varese. si dava da fare. Sì, erano come tutti i ragazzi alla sua età, non è che... E la vostra famiglia è qui da 40 anni? Sì, io da 40 anni. Il paese li volevano tutti bene, dicevi? Tu hai provato a sentirlo domenica sul cellulare? No, non l'ho sentito, da quando è partito che non l'ho sentito. Parla sempre con gli amici. Sì. E lui era contento di andare. Ancora una tragedia sui monti dell'Ossola. È stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo del quale questa mattina era stato denunciato il mancato rientro. Le ricerche erano partite intorno alle 13 dopo che la sorella di Aldo Venturi, milanese di 65 anni, proprietario di una casa di villeggiatura a Banzone con San Carlo, aveva lanciato l'allarme perché l'uomo non aveva dato più notizie di sé da ieri mattina. Aveva lasciato detto che si sarebbe recato in un alpeggio sulla montagna Anzaschina per fare una passeggiata all'Alpe Troggione, ma poi non aveva fatto più ritorno. È stata la sorella, appunto, a dare l'allarme, preoccupata per le sorti del familiare. Poi il tragico ritrovamento da parte dei soccorritori nel tardo pomeriggio con il rinvenimento del corpo senza vita di Venturi, probabilmente vittima di una scivolata, ma non è esclusa per il momento neppure l'ipotesi del malore. A Busto Arsizio, la statale del Sempione, si conferma la strada più pericolosa, quella con il maggior numero di incidenti. Il servizio di Veronica De Riu. Incidenti sul Sempione. Nell'ultima settimana se ne sono registrati almeno 3, l'ultimo domenica mattina in uno dei punti, quello al confine con Olgiate e Olona in direzione Poligono, considerati più pericolosi anche dall'Associazione Vittime della Strada, che da anni si batte per ottenere una rotatoria. Non sono gravi i feriti che si sono registrati in zona, ma torna il tema della sicurezza sull'agenda politica e della polizia locale. Infatti non è una novità che il Sempione sia la strada con la maglia nera degli incidenti cittadini, questione ben nota alla polizia locale appunto, agli ordini del comandante Claudio Vegetti. Difficile capire come poter intervenire anche alla luce delle settimane organizzate per sensibilizzare i cittadini alla guida, affinché si possano evitare situazioni a rischio. La distrazione è data dall'uso dei telefoni cellulari e ancora dalla velocità, che in molti casi è uno dei fattori che causano gli schianti. Un comune unico che nascerà dalla fusione di Arona e di Angera è la pazza idea del vice sindaco aronese Alberto Gusmeroli della Lega, che dopo aver lanciato come provocazione lo scorso anno questa proposta su un giornale di Angera, ora la ripropone incurante delle divisioni regionali e logistiche. Una fusione con Angera, ha detto Gusmeroli, sarebbe auspicabile. I due paesi sono vicinissimi e hanno entrambi elevate capacità di crescita. L'unione fa la forza. Arona è vivace ed esplosiva con molteplici servizi che si adattano a tutte le tipologie di turismo. Angera può integrare l'offerta turistica con il suo essere più tranquilla, un po' come la Rocca di Arona, meravigliosa e allo stesso tempo rilassante. Si unirebbero due regioni, due rocche storiche della stessa famosa e importante famiglia dei Borromeo, e sarebbe la prima città unita dalle acque e non separata. Bisogna sempre pensare in grande e crederci. Sulla sponda lombarda, però, la proposta viene respinta al mittente. Alessandro Palladini Molgora, sindaco di Angera, spiega:
Gusmeroli ha tante idee e tanti slanci, ma questa nuova Budapest sul Lago Maggiore proprio non mi convince. Spostiamoci a Varese. A proposito del piano stazioni, andiamo a vedere lo stato dei lavori in Piazzale Kennedy e in Via Piave nel servizio di Renata Manzoni con le immagini di Agenzia Blitz. Hanno ripreso l'attività a pieno regime, come prima del periodo feriale, i diversi cantieri che ci sono in città. Stiamo parlando in particolare di quello di Piazzale Kennedy, dove a lato della ferrovia si sta lavorando alacremente per ricreare il nuovo assetto della città. Ieri ruspe e mezzi da cantiere continuavano il via vai solito, quello di prima degli inizi di agosto, cioè quello che indica che l'attività è in pieno svolgimento. Mezzi operativi della Sirte anche per la posa della fibra in via Piave, dove sia mattina che pomeriggio l'asfalto è stato pesantemente intaccato per consentire appunto la posa di questa novità e di questo servizio. Nel frattempo sono terminati, lo ricordiamo come previsto sabato scorso, i cantieri che erano stati aperti sul tratto di un paio di chilometri della 8 e ora sia l'ingresso che l'uscita dalla città attraverso Largo Flaiano e l'autostrada sono regolari, anche se per ora non tutti i varesini sembra siano rientrati dal periodo delle vacanze. E ora Pasquale Martinoli ci porta alla Schiranna, dove sono in corso gli ultimi preparativi in vista della fiera che aprirà venerdì e ce ne svelerà tutti i segreti. Il servizio. Ecco, ci troviamo alla Schiranna, quelli che vedete sono i padiglioni della fiera di Varese che torna dopo 2 anni nella sua sede naturale sul lungolago. Questo è l'ingresso in fase di allestimento, l'inaugurazione è prevista venerdì, la fiera poi si concluderà domenica 18 settembre. Domani a Palazzo Estense ci sarà la presentazione ufficiale della fiera, giunta alla 44esima edizione. Diamo qualche anticipazione: il tema cui è dedicata è il lago ritrovato, con la balneazione sperimentale quest'estate per 2 mesi e le rassegne internazionali di canottaggio. Diamo qualche dato, sono oltre 100 gli espositori tra imprese, aziende, servizi e stand istituzionali. Le aree espositive saranno 6, il padiglione istituzionale appunto, quello degli eventi culturali che tra l'altro ospiterà un dibattito con la criminologa Roberta Bruzzone, il padiglione commerciale, quello alimentare e l'area dedicata ad eventi speciali. Vi saranno infatti gli speciali dedicati agli sposi e al benessere, e poi infine l'area dello street food, un'edizione insomma all'altezza della tradizione della fiera e il ritorno, come detto, dopo 2 anni qui in Piazzale Roma alla Schiranna. E per concludere la pagina sportiva, nello scorso weekend sono iniziati i campionati di calcio di Serie C e di Serie D, a cui partecipano le nostre squadre. L'analisi della prima giornata nel servizio di Luca Spriano, con le immagini di Agenzia Blitz. Battesimi con luci ed ombre. Serie C e Serie D sono partite nel weekend. Le squadre del territorio hanno proposto risultati e riscontri differenti. In C la Propatria ha ciuffato al fotofinish un punto prezioso contro l'Arzignano, in coda ad un match in cui sono però emersi diversi problemi. La serie di infortuni allungata dal KO di Parker sta creando difficoltà impreviste. Il DS Turotti tornerà probabilmente sul mercato, una punta nel mirino. Ottimo in Serie D il debutto nel girone B del Varese, che al Francossola ha liquidato l'Alcione. Subito protagonista l'esperto bomber Ferrario. La sua doppietta ha marcato a fuoco il 3-1 finale. Un buon segnale per una squadra, quella biancorossa, che vuole recitare da protagonista. Bene la Varesina, partita con un colpo esterno sul campo del Villavalle, 3-2 a bersaglio Pozzi, Gasparri e Orellana Cruz. Bene anche l'Arconatese, che si è imposta 2-1 sul Seregno. Chi non sorride
ride è la Caronnese infilzata in casa dal Seregno. Nel girone A falsa partenza del Legnano battuto 3-2 a Bra, 2 gol di Banfi e Romano, ma anche tante occasioni sprecate dai Lilla che in difesa invece hanno concesso troppo. La doppietta di un ex legnanese Cocuzza ha tenuto a galla la castellanzese a Casale 2-2. Una combattiva castanese è stata piegata 1-0 dalla Fezzanese, male infine lo Stresa travolto in casa dall'Asti 4-0. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani sera sempre alle 19. Buona serata a tutti!